Ci sarebbe una parola sola per descrivere il futuro se dovesse avvenire, ma non posso dirla perché siamo a livello di intervista. Sarà un caos, sarà una cosa che si protrarrà per anni e anni e anni. Si fa presto a dire separiamoci, afferma il presidente della Camera di Commercio di Venezia, Giuseppe Fedalto. Ma che costi avrebbe la creazione di un comune di Venezia e di un comune di Mestre? Quanti anni sarebbero necessari e quali sarebbero nel frattempo le ricadute sulle imprese? Fedalto parla a titolo personale, ricorda che ai precedenti referendum si è sempre espresso contro la separazione e che i dubbi che lo fecero votare no allora rimangono fortissimi anche stavolta. Intanto bisogna capire prima di tutto i confini di questa separazione, perché io li ho visti alcuni anni fa e Porto Marghera sta con Venezia, l'aeroporto sta con Venezia, il porto commerciale sta con Venezia, col comune futuro ipotetico comune di Venezia, e questo non lo sappiamo ancora, perché non è che qui si parli di confini, si parla di suddivisione senza sapere di che cosa si parla, cosa vuol dire dividere il territorio, come si dividerà. Al di là dei problemi che secondo Fedalto si creerebbero sotto l'aspetto politico e amministrativo, c'è anche preoccupazione per la situazione in cui si troverebbero a muoversi le aziende. Le imprese del Comune di Venezia, e sono molte, e tra cui non dimentichiamo il turismo, impresa primaria, la più importante, ci saranno ulteriori gravissime problematiche burocratiche, perché dovranno essere assolte e cambiati indirizzi, regioni sociali, tutta una serie di attività, per non parlare dei servizi comuni, Veritas, Ames, eccetera, eccetera.